Territorio vicentino flagellato ieri sera da un nubifragio con grandine e raffiche di vento. A Brendola cedono le protezioni anti-inquinamento dopo il rogo devastante di lunedì. Decine di uomini della protezione civile al lavoro. Il ministro Lorenzo Fontana, commissario della Lega in Veneto, l'annuncio ieri da Matteo Salvini dopo settimane di voci e polemiche. L'assessore regionale marcato ieri sera a 20:10. C'è ancora qualcuno dice che all'interno del partito soffia sulla divisione tra Salvini e Zaia. Il dramma del papà di Cecilia Piva, la dodicenne morta in laguna nello scontro tra Barchino e Briccola. La responsabilità, dice, è mia. Lotta tra la vita e la morte in ospedale, la tredicenne di Casale sul Sile travolta da un'auto nel pomeriggio di ieri mentre andava in bici al Grest. La segnalazione di un nostro telespettatore che ha viaggiato sulla linea ad autobus Padova-Venezia e denuncia come il conducente fosse spesso al cellulare. Non voleva più vedere la ex conosciuta online, così l'ha denunciata di terrorismo, creando un vero e proprio caos e muovendo la Polizia Internazionale. Un 25enne trevigiano denunciato per procurato allarme. A discutere l'iniziativa del neo primo cittadino di centrodestra a Cadoneghe, eliminare il vecchio logo del comune ritenuto troppo sovietico. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano l'ondata di maltempo che ieri sera si è abbattuta in provincia di Vicenza, numerosi danni e disagi. Un violento acquazzone si è abbattuto nella serata di ieri sul territorio vicentino. Fulmini e grandine grande quanto un'albicocca hanno lasciato il segno a Vicenza e provincia. Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa dai chicchi di grandine. Zona fiera in città per la forte e abbondante precipitazione è finita rapidamente sott'acqua, mentre un fulmine ha seminato il panico in Contra San Marco. Alberi e rami sradicati dal vento hanno fatto il resto. Il forte vento ad alte ceccato ha scoperchiato la tensostruttura alla Sagra, mentre a Montecchio Maggiore la palestra Don Milani. Scoperchiato anche un distributore di benzina a Malo. Grandine anche da Cornedo, Brogliano e Castelgomberto, dove gli abitanti sono rimasti senza luce. Allagamenti invece a Creazzo, Altavilla e Sovizzo. Piante abbattute e semafori divelti dal vento a Isola Vicentina. A Montebello un enorme tiglio si è schiantato in strada all'ingresso del paese. E ci sono però anche altre conseguenze legate invece al devastante incendio di lunedì a Brendola, e vediamo in questo momento le macerie lasciate dal rogo che ha devastato l'azienda dei vernici, perché la bomba d'acqua abbattutasi nel Vicentino ieri sera, a causa della bomba d'acqua le protezioni all'inquinamento per proteggere appunto le aree di inquinamento dall'inquinamento provocato dall'incendio di Brendola hanno ceduto. Per questo è stato necessario intervenire con tempestività, con urgenti azioni mirate. Ci sono decine di uomini all'opera da ieri sera tra Cologna Veneta e Lonigo per evitare appunto che l'inquinamento provocato dall'incendio della fabbrica possa allontanarsi. Ad annunciare appunto questo intervento è stato lo stesso assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, che segue in prima persona le operazioni di intervento. L'intervento ha riguardato 2 barriere residenti in zona Vecchi Molini a Cologna Veneta e l'altra le derivazioni del LEB, spiega Nicola Dell'Acqua, direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio di Regione del Veneto. La prima, a causa delle conseguenze del temporale, sta per essere sormontata, l'altra potrebbe essere chiusa se necessario. L'obiettivo è evitare che l'inquinamento raggiunga i canali di irrigazione, ma che rimanga invece circoscritto all'interno dei fiumi Brendola e Gua tra i comuni Lonigo e Cologna Veneta. ARPAV intanto ha continuato a campionare per tutto l'arco della notte e relazionerà in giornata sugli sviluppi dell'inquinamento del rogo di Brendola, in particolare sul campionamento dei corpi idrici. È questo, diciamo, l'elemento cruciale che si sta attendendo da ormai lunedì. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo tra pochissimo per parlare di politica, con l'annuncio ieri sera da parte dello stesso Matteo Salvini della nomina del ministro Lorenzo Fontana come commissario della Lega in Veneto, un annuncio che dovrebbe o ha placato insomma gli animi, le voci, le ipotesi di queste settimane, anche se un autorevole esponente della Lega come Roberto Marcato, assessore regionale, ieri sera a 20:10 ha confermato all'interno del partito, dice c'è qualcuno che fomenta divisioni tra Salvini e Zaia. Sentiamo. La formula è anomala, un sms dal portavoce di Salvini e non un annuncio con tutti i crismi del caso, ma è la sostanza che conta. Lorenzo Fontana, commissario della Lega in Veneto, il veronese Fontana, ministro della famiglia, ma soprattutto salviniano di ferro.
L'annuncio chiude settimane di voci e polemiche, ipotesi e strade da percorrere. Il mal di pancia per la rinuncia forzata del capogruppo in regione Nicola Finco, l'idea di piazzare al vertice regionale il sindaco di Treviso Mario Conte e anche i veleni per la scarsa considerazione del leader Salvini per il Veneto che gli ha dato un voto su 2 alle ultime elezioni. La nomina del Veneto Fontana placa tutti gli animi? Apparentemente sì, viste le parole di queste ore. Grazie a Matteo Salvini per avermi dato l'onore di rappresentare la Lega nella regione più leghista, il nostro Veneto, scrive Fontana su Facebook, mentre si sprecano i ringraziamenti all'ormai ex segretario regionale Gian Antonio Darè per il suo lavoro. E lui stesso ricorda: grazie ai militanti per questi 3 anni straordinari e grazie anche a chi non mi ha aiutato. Un finale con frecciata che conferma come in realtà i mal di pancia esistano ancora. E il tema resta sempre lo stesso, il timore di Salvini per l'enorme consenso di Luca Zaia. Tesi che dal Carroccio rigettano, pur confermando che i contrasti dentro il partito esistono, come ha fatto capire Roberto Marcato ieri sera a 20:10. Io ho paura invece che ci sia qualcuno che su questa roba qua un po' ci marci, nella speranza che in una ipotetica frattura fra i due possa raccogliere qualche briciola. Però tranquillizzo tutti, anche questi all'interno del partito. Sì, ogni persona che c'è qualcuno che soffia all'interno del partito su questa presunta divisione. Cioè lei dice non il PD, qualcuno della Lega. Ma sì, ma sicuramente. Tutto questo mentre con la scelta del fedelissimo Fontana, per diversi osservatori, potrebbe iniziare la salvinizzazione della Lega in Veneto, proprio a ridosso del congresso del Carroccio e a un anno dalla partita cruciale delle regionali 2020. Mentre un'altra partita, quella dell'autonomia, attende il vertice a 3 stasera tra il premier Conte e i vice premier Salvini e Di Maio. Una riunione che sarà lunga, ha annunciato lo stesso Presidente del Consiglio. Anche di qui potrebbe passare la svolta nei rapporti interni a un Carroccio veneto che si sente da tempo messo in secondo piano dai vertici di Via Bellerio. Torniamo alla cronaca adesso per parlare del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio a Casale sul Sile. C'è una ragazzina di 13 anni che lotta tra la vita e la morte. Sta lottando da ore tra la vita e la morte, un dramma che ha scosso tutti a Casale sul Sile. 13 anni e una bicicletta per andare a trovare un'amica e insieme al Grest. E poi quell'impatto terribile lungo la strada provinciale in via Cave poco dopo le 16. Una Mercedes che la travolge alla guida di una donna. E la ragazzina che batte con violenza sul lunotto anteriore dell'auto prima di volare letteralmente sull'asfalto, mentre la bici finisce a 20 metri dall'incidente. La 13enne è stata intubata sul posto dai sanitari del SUEM e trasportata d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ai carabinieri e alla polizia locale il compito è di ricostruire cosa è accaduto. L'unica certezza sulla dinamica che ha portato allo scontro è che la vettura e la bici stavano percorrendo la strada nella stessa direzione di marcia. Non ci sono testimoni dell'incidente, saranno determinanti dunque i rilievi sui mezzi e la testimonianza della donna al volante, mentre un intero paese e una famiglia attendono notizie dall'ospedale. E a proposito di sicurezza sulla strada, è bufera su un autista di autobus dopo il video arrivatoci da un nostro telespettatore che denuncia come appunto questo autista fosse al volante del mezzo mentre stava usando il cellulare. Una mano sul volante, l'altra sul cellulare, la testa china per leggere e scrivere messaggi, solo sporadicamente alzata per un rapido controllo a ciò che accade sulla strada, mentre dal finestrino accanto a lui scorrono i paesaggi prima della riviera del Brenta, poi della laguna. Siamo a bordo di un autobus ACTV della linea 53E, da Padova a Venezia, passando per Stra, Fiesso, Dolo, Mira, Oriago e Marghera. L'autista del mezzo però sembra più impegnato nelle conversazioni che sta intrattenendo sul cellulare che sulla tratta, tanto che un nostro telespettatore inizia a filmarlo. Via via si vedono a fianco del guidatore le diverse strade che compongono il tracciato dell'autobus, fino a riconoscere il cavalcavia di Mestre e il Ponte della Libertà. Oramai siamo vicini al capolinea, ma la condotta di chi è al volante non sembra cambiare molto. L'attenzione, a giudicare da quello che si vede in questi filmati, è sempre rivolta prevalentemente allo smartphone. Penso sia una cosa vergognosa e ringrazio il cielo non sia accaduto nulla, ha scritto il telespettatore che ci ha inviato i video. Sappiamo che tutta la riviera del Brenta è circondata da canali e se per caso il bus sbandava, cose che non dovrebbero mai e dico mai capitare, conclude. Assieme alla mail firmata, i video che state vedendo, il telespettatore ci informa anche di avere già inviato un reclamo alla CTV.
Usare il cellulare mentre si è al volante rimane una pratica pericolosa ma molto diffusa tra gli automobilisti, peraltro sanzionata severamente dal codice della strada, qualcosa che si dovrebbe evitare sempre e probabilmente ancora di più quando si guida un mezzo pubblico. E sempre dal veneziano e da Venezia le parole drammatiche del papà di Cecilia Piva, la dodicenne morta in laguna nella tragedia, lo scontro tra il barchino con la famiglia appunto veneziana e la briccola, tutto questo mentre le indagini sulla tragedia continuano. Omicidio colposo. È l'ipotesi di reato con cui la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sulla morte di Cecilia Piva, la dodicenne coinvolta nell'incidente di domenica pomeriggio al largo di Sant'Erasmo. Roberto Piva, il papà, che conduceva il motoscafo entrato in collisione con una briccola, è stato iscritto nel registro degli indagati per consentire la partecipazione all'autopsia necessaria ad accertare le cause del decesso e alla successiva perizia dinamica che sarà disposta per ricostruire l'accaduto e capire se vi siano responsabilità. Roberto Piva è chiuso nel suo straziante dolore, preferisce non parlare davanti alle telecamere, ma contattato ha voluto farci conoscere quella che definisce l'unica verità e che riportiamo. Non mi dilungherò su spiegazioni di onde, traiettorie e velocità, volevo solo dire che l'unico responsabile, in quanto responsabile della navigazione, sono io. Dovevo essere responsabile della salvaguardia della vita delle persone a bordo e non l'ho fatto, continua. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua senza prevedere le possibili conseguenze. Pertanto, conclude, l'unico responsabile è il sottoscritto. Parole di un papà che non si dà pace e che fino all'ultimo ha tentato di salvare la vita della sua Cecilia. Ora si attendono le testimonianze dei naviganti che hanno assistito all'incidente, ma anche gli accertamenti tecnici sull'imbarcazione su cui gli inquirenti confidano di ricostruire la velocità alla quale stava procedendo il motoscafo e i motivi per i quali Piva avrebbe perso il controllo. All'inizio si è parlato anche di un'onda provocata da un lancione Gran Turismo. Nessuna ipotesi è esclusa, ma mentre le indagini proseguono, l'unica certezza è il dolore di una famiglia che ha perso Cecilia. Ancora dal veneziano, ma stavolta a Chioggia, la morte di un 34enne durante la festa di un compleanno è diventata un giallo. Ci racconta quanto accaduto al telefono Filippo Fois. Filippo. Sì, buongiorno. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Venezia a chiarire i motivi della morte di un 34enne che è stato trovato senza vita in un ostello nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. La vittima si chiamava Giuseppe Gagliardo, aveva 34 anni, un operaio originario di Gela in Sicilia. Secondo quanto è stato testimoniato da un suo amico, avevano trascorso assieme la serata a Chioggia per una festa di compleanno, una serata che si era protratta fino a notte fonda. L'amico ha anche riferito che durante la nottata avevano bevuto degli alcolici. I due sono rientrati a Mestre in ostello attorno alle 4 di notte e sono andati a dormire. L'amico poi ha raccontato che quando attorno alle 2 del pomeriggio si è andato a sincerare delle condizioni dell'amico che sembrava dormire ancora, ha fatto la tragica scoperta. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni che possano far pensare a una morte violenta, né da parte dei carabinieri sono state trovate tracce di stupefacenti in casa. Gagliardo è morto per arresto cardiocircolatorio. Da cosa sia stato provocato però a questo punto lo potrà stabilire solamente l'autopsia disposta dalla Procura. Con questo per ora è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Adesso per parlare di giovani e giovanissimi protagonisti della cronaca in negativo a Padova, la vicenda di 2 minorenni che aggrediscono il controllore di un autobus e poi anche di giovanissimi che si inventano un drammatico gioco molto pericoloso.
Sono gli stessi autisti del tram, ma anche gli automobilisti, i pedoni, i ciclisti che filmano e fotografano quello che sembra essere la nuova e pericolosissima moda tra i giovani: inforcare la bicicletta o salire sullo skateboard, farsi trainare dal tram e staccarsi quando si è giunti a destinazione, come vediamo in questo video girato tra il Bassanello e Prato della Valle. Così non si fa fatica, non si suda, si prova l'ebbrezza del pericolo e, piccolo particolare, si rischia di farsi davvero male, oltre che di prendere una multa salata per un comportamento del tutto contrario alle regole. Pericolo ingigantito dalla presenza della rotaia, nella quale si può incastrare la ruota della bici con conseguenze facilmente immaginabili. Intanto a bordo di un autobus episodio di violenza, con 5 controllori affrontati da 3 giovani stranieri, un libico e 2 tunisini minorenni. Sprovvisti di biglietto, hanno aggredito i 2 controllori donna, facendole finire a terra. Sono stati denunciati dalla polizia per violenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. Intanto sul fronte della baby gang trevigiana a Jesolo, il questore di Venezia annuncia linea dura. Tutti i maggiorenni di Treviso, sicuramente individuati, non potranno mai più venire nel territorio veneziano per i prossimi 2 anni. Linea dura. Il questore di Venezia raccoglie virtualmente l'appello delle istituzioni di Jesolo e presente al conto. Daspo di 2 anni dalla provincia di Venezia, pronto per i maggiorenni della baby gang in via di identificazione, quella accusata del violento raid punitivo contro i bagnini nella zona di Piazza Trieste. Maurizio Masciopinto non si sbilancia sulle indagini in corso, ma fa capire come dalle risultanze la trentina dei ragazzi fosse composta di elementi più grandi e più piccoli, con i primi forse a trainare il gruppo. Ma anche per i giovanissimi ci saranno conseguenze. Per i minorenni scatteranno altre misure di monitoraggio delle loro famiglie, dei sistemi integrati, verranno attivate anche le competenze di natura sociale, fermo restando l'attività investigativa, ma quella è competenza dell'autorità giudiziaria. Il questore promette pugno di ferro, come è accaduto a Mestre e Venezia per gli analoghi allarmi recenti, ma sa anche che sul litorale con l'estate il problema si potrebbe ripresentare più volte. Ecco perché venerdì guiderà un vertice proprio a Jesolo, in commissariato, per incontrare anche le categorie del commercio e del turismo, a stretto contatto ogni giorno con la gente, perché una falla c'è stata nell'ultimo episodio. L'evento che è accaduto ha avuto vari momenti, noi però siamo stati informati solo nel finale, quando tutti i fatti erano accaduti. Se già nell'esempio della mattinata ci fosse arrivato un alert per cui noi potevamo già mettere in campo delle risorse, probabilmente l'evoluzione negativa non ci sarebbe stata. L'obiettivo dunque è creare al più presto una stretta rete di informazioni tra esercenti e forze dell'ordine. Noi naturalmente non chiediamo che altri facciano quello che spetta a noi. Noi siamo demandati dallo Stato a svolgere azioni di sicurezza, però dobbiamo creare delle sensibilità all'interno che è preposto invece ad attività commerciali, a creare subito dei sistemi di alert per cui noi siamo informati immediatamente di tutto quello che accade. Adesso un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Sacile che hanno arrestato 5 persone, 4 donne e un uomo. Secondo quanto accertato dai militari, le donne avevano organizzato un articolato traffico di eroina rifornendosi da un pregiudicato cittadino tunisino di Mestre e dalla sua compagna per spacciare a giovani anche minorenni nel comune di Pordenone, in particolare in istituti scolastici. E adesso una vicenda incredibile che riguarda un 25enne trevigiano che, per non vedere più la sua ex, a quanto pare lo ossessionava, aveva una relazione con una donna più grande di lui, ha inventato che la donna fosse una terrorista e comprensibilmente è scoppiato il caos. Si erano conosciuti online, un amore sbocciato a distanza fra videochiamate e messaggi. Lui 25enne trevigiano, lei 40enne ucraina, con tanto di figlio. Così, dopo mesi di amore platonico, hanno deciso di incontrarsi, e quale meta poteva essere più romantica di Ponza, dove fra l'altro il giovane era in ferie con i genitori, ma all'improvviso scatta qualcosa nella mente del 25enne e ad un tratto decide: non la voglio più vedere. Così, perché mai scegliere la strada più semplice e troncare il rapporto? Il trevigiano pensa bene di trovare una scusa secondo lui migliore. Tramite mail con account falso allerta Polizia Internazionale, Carabinieri, Compagnia Aerea e, per non farsi mancare nulla, Capitaneria di Porto di Gaeta. Poche parole ma che creano il caos. Quella donna è una terrorista simpatizzante dell'Islam. Scattano i controlli, cani addestrati per la ricerca di esplosivo, la donna viene controllata assieme al figlio minore.
Tentativo fallito per il ragazzo. Secondo l'accusa ci riprova poco dopo. L'intento è non farla arrivare a Ponza. Così in una lettera annuncia che la quarantenne sta per compiere un attacco a bordo della nave. Nuovo inferno di controlli, ma è tutto falso e lui viene denunciato per procurato allarme. Storia ora davvero finita. Per il legale del giovane lui era terrorizzato dalla donna. Certo è che lui stesso ha creato un allarme di proporzioni bibliche. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta con il lavoro, perché i lavoratori di Susegana hanno approvato l'accordo sindacale sulla nuova fabbrica di robot che sarà pronta nel 2021. 436 voti favorevoli su 551. Le assemblee si sono tenute ieri. Particolare attenzione è stata data agli incentivi all'uscita volontaria con i 72.000 euro e le altre cifre minori a seconda del tempo di distanza dell'aggancio della pensione. Ai più, dunque, la maggioranza è apparso un accordo possibile, quello poi che era stato trovato dai sindacati dopo una lunga ed estenuante trattativa. Ora inizia la fase di monitoraggio dell'accordo. La fabbrica tecnologica, la Electrolux 4.0, ancora in fase di progettazione. Dopo l'accordo vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. Robotica, automazione, trattamento dati ed ergonomia rappresenteranno il futuro prossimo operativo tra fine 2022 e inizio 2023. La RSU in assemblea ha chiesto che si apra la fase anche di rivendicazione per fare il contratto di secondo livello fermo dal 2007 e tuttora in vigore. Adesso invece non parliamo di lavoro, ma parliamo di un'altra segnalazione alla nostra emittente. Arriva da Marghera con una famiglia che denuncia di cagnolini avvelenati. Hanno avvelenato i nostri cuccioli nel nostro giardino privato giovedì pomeriggio. Lei è la madre, quella più grande, e i suoi due cuccioli, sempre Chihuahua Toy, Salsiccia, quel da 2 anni, e Angelo 1 anno. E sono stati avvelenati tutti e due. Silvia e Salvatore sono disperati. In poche ore hanno perso 2 dei 3 cagnolini che vivevano con loro a Marghera. Dopo essere stati alla clinica veterinaria hanno scoperto che qualcuno li ha avvelenati, probabilmente lanciando da fuori dei bocconi di cibo. Portati in clinica giovedì alle 8:30, 9, venerdì mattina all'alba è morto Angelo, è morto Salsiccia e Angelo è morto alla notte del venerdì. Ecco, voi come vi siete resi conto di quello che stava succedendo? Noi eravamo in casa, li avevo fatti uscire per stare un po' in giardino, per sfogarsi un po', essendo 3 chihuahua sono piccolini, il nostro giardino è come se fosse un parco giochi per loro, e ho sentito battere sul portone, ho aperto il portone di casa e sono entrati in preda alle convulsioni Angelo e Salsiccia, e invece lei l'abbiamo chiamata ma non entrava. E allora lui è andato nel giardino dietro e l'ha vista ferma, non riusciva neanche a muoversi lei. E si tratta di veleno per lumache, metaldeide, che provoca astenia agli arti, provoca la nausea, provoca tremori, vomito e dopodiché la paralisi. Un dolore soprattutto per le bimbe che adoravano i loro cuccioli. La piccolina è troppo piccola per capirlo, la grande sì, purtroppo sì, avendo la brutta notizia ha sofferto tanto, ecco, anche perché ha quasi 8 anni la bambina, capisce, e poi sono i suoi cuccioli. Un gesto vile e crudele. È irritato il vicinato, il citofono funziona, bastava solo suonare e presentare magari delle lamentele, ma mai nessuno ha fatto questo. Senta, cosa ne pensa di questo gesto? Che è un atto ignobile, indescrivibile, e non ci sono parole per poterlo descrivere, ecco, perché solo una bestia si può comportare in questa maniera. E sarei curioso di sapere, almeno che si facesse avanti, almeno di guarda, sono stato io, ho sbagliato, ma sono stato io. Poi le conseguenze potrebbero essere tante, potrebbe essere nessuna, però almeno che abbia il coraggio, così come ha avuto il coraggio di ammazzare 2 cani, abbia il coraggio di farsi vedere. Tutto qui. Problemi, segnalazioni di servizi, allora come ha fatto questa famiglia a Marghera che ci ha chiamato potete farlo anche voi, le 3 modalità le conoscete, lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it per scrivere una mail,
0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso guardate cosa accade a Cadoneghe con il nuovo sindaco. Abbiamo deciso di rinnovare già dalla grafica cartacea istituzionale nei nostri siti. Abbiamo eliminato quella C che io provocatoriamente, anche per sorridere un po', per sdrammatizzare, se no qua si prende sempre tutto sul serio, che sa di sovietico, di comunista, peraltro era scritta rossa, molto statica, vecchia, vetusta, e direi anche che non c'entra assolutamente nulla con il logo, l'effigie, ecco, del nostro comune, lo stemma araldico. La piccola Stalingrado padovana, così era conosciuta a Cadoneghe prima delle amministrative 2019, cambia anche nei simboli. Il neoeletto sindaco del Carroccio, Marco Schiesaro, ha deciso di sostituire il vecchio logo comunale dalla grafica, a suo dire troppo sovietica. Si torna al colore scuro per la scritta posta al di sotto dello stemma araldico. Lo dico anche in modo anche un po' scherzoso, si è cercato di puntare molto sui messaggi subliminali. Abbiamo anche gli atri, diciamo, del nostro comune, ma i porfidi, i pali della luce, l'arredo urbano, tutto è rosso. La rivoluzione maggiore sarà dunque nel colore, e così Cadoneghe, la rossa, vedrà molto meno rosso, che in effetti è presente un po' ovunque in municipio e anche negli spazi pubblici. Maniglie delle porte rosse, sedie rosse, rivestimenti della sala consigliare, all'esterno scale, lampioni, panchine e cestini sempre rigorosamente rossi. Per il primo cittadino la città deve esprimere con i fatti il cambiamento emerso dalle urne, ma assicura, nonostante sia leghista, niente strisce pedonali verdi. Assolutamente no, però faremo le strisce pedonali e in campagna elettorale ho promesso dei passaggi pedonali moderni, più attuali, e soprattutto eliminare le tante barriere architettoniche che qui a Cadoneghe abbiamo, che impediscono magari dei ipovedenti o non vedenti di poter passare in sicurezza i passaggi pedonali, e a breve lanceremo un programma dove rifaremo circa una decina di passaggi pedonali. Siamo in chiusura, ore 13, fra pochissimo. Oggi è mercoledì, il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande. Oggi parleremo anche di imprese e settore legno con Veronica Gallina, Francesco Andrisani e Luca Brino della Fillea CGIL. Poi questa sera a 20:10 torneremo a parlare del drammatico incidente in laguna, la morte e la tragedia di Cecilia Piva. In studio gli uomini della Guardia Costiera Volontaria intervenuti proprio a Venezia domenica scorsa, Luciano Vanacore, Michele Carre ed Enrico Andrea. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Tempo sempre in prevalenza buono nella giornata di mercoledì 3 luglio, tuttavia con una variabilità che interesserà soprattutto l'arco alpino. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato al mattino, dalle ore pomeridiane invece non si esclude qualche temporale anche violento sui rilievi in locale estensione alle aree pianeggianti causato dallo scontro tra l'aria calda e le correnti più fresche. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 33 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà protagonista e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione a qualche rovescio anche intenso sui settori montuosi a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime comprese invece tra 29 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni localmente instabili con occasionali passaggi temporaleschi alternati comunque a fasi più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime in calo sui 29 gradi circa. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.